Buonasera e benvenuti in diretta a un nuovo appuntamento targato MV Comunicazione. Tutte in campo è un format televisivo nuovo, di nuova concezione, che andrà a trattare i campionati amatoriali di calcio a 5 di Tuttocampo Cup che si giocano nel Triveneto. E avremo in studio in queste puntate diversi ospiti che provengono dalle nostre realtà territoriali, dalle squadre che partecipano a questo campionato, e andrà in onda circa indicativamente 2 volte al mese. Poi indicheremo alla fine di ogni puntata qual è la puntata successiva. Ecco, insieme a me ci sarà ovviamente più di qualcuno che mi affiancherà. In modo particolare abbiamo Giorgio Siorini che oggi non è qui presente per motivi personali, ma poi avremo modo comunque di ascoltarlo perché ci ha regalato un contributo video e quindi è giusto insomma anche sentire la sua, anche se a distanza. E poi abbiamo la bravissima Silvia Vontan, che sarà indispensabile per la lettura dei risultati delle schedine, ma anche per un'opinione personale, visto la sua grossa esperienza nell'ambito sportivo, in questo ambito sportivo. E oggi in studio, a sostituzione di Giorgio Sciorini, abbiamo Marco Bobi Cecolin, che è un volto noto sempre del nostro sport calcio a 5. Benissimo, allora direi che possiamo partire con il primo blocco, che è dedicato alla lettura dei risultati di ogni singolo girone e delle schedine della classifica. Quindi partiamo dai risultati del girone A con l'aiuto della regia. Real Castellana, Macam Prata 3-4, Falling Stars, Fustal Basiliano 3-6, ACD Val del Lago, Orange is the New Jack 4-4, Riposa Maniago. La classifica vede a 3 punti Fustal Basiliano e Macam Prata, a 1 punto ACD Val del Lago e Orange is the New Jack, a 0 punti Maniago, Real Castellana e Falling Stars. Andiamo al girone B, i risultati. Creola USD SME 1999 3-2, Monselice Yes Work Chioggia 3-1, Quadrato Meticcio Acras Murazze 2-4, San Precario Montegrotto 1-6, GS Ariano Yes Work Bagnoli 1-8. Proseguiamo con la classifica, che vede a 3 punti Yes Work Bagnoli, Montegrotto, Acras Murazze, Monselice e Creola. A 0 punti USD SME 1999, Quadrato Meticcio, Yes Work Chioggia, San Precario e GS Ariano. Abbiamo adesso il girone C con i risultati. Cus Padova, Vampa Diavoli 0-4, Futsal Breganze, Sandrigo 0-9. Ingestite Monte di Malo, Rambla 1-0, Jeffrey Gaia Centro Sportivo 2-0, Riposa Curtarolese. Per quanto riguarda la classifica, sono a 3 punti Sandrigo, Vampa Diavoli, Jeffrey, Ingestite Monte di Malo. A 0 punti Curtarolese, Rambla, Gaia Centro Sportivo, Cus Padova e Fustal Breganze. Ed infine il girone D. Allora, Mansuè Space 15, Mirano al Pozzo 2-4, Ponte Calcio 5 Augusta 4-1, ASD Montefustal Negrisia 0-1, Sporting Caerano Crocetta Altamarca Girls 2-2, Riposa Black Mamba. La classifica? La classifica vede a 3 punti Ponte Calcio 5, Mirano al Pozzo e Negrisia. A 1 punto Altamarca Girls e Sporting Caerano Crocetta, a 0 punti Black Mamba, ASD Montefutsal, Mansuè Space 15 e Augusta. Benissimo, grazie Silvia per il tuo contributo. E adesso cerchiamo anche di dare un pochino un'anima a questi numeri, tutti questi risultati eccetera, con l'aiuto appunto del contributo video di Giorgio Siorini, che appunto è
un grande esperto del settore sportivo calcistico e calcio a 5, anche femminile, e che ci darà appunto un punto su questo inizio campionato, perché questi sono i risultati relativi alla prima giornata che si è giocata la settimana scorsa, ed ecco quindi appunto dalla regia il lancio del contributo video di Giorgio Siorini. Buonasera a tutti. Per cominciare auguro a tutte le squadre, atlete, allenatori, dirigenti e addetti ai lavori un buon campionato. Tutto campo che ha davvero fatto sold out al botteghino in questa edizione 2023-2024, con 35 squadre iscritte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Numeri importanti che fanno invidia a organizzazioni sportive assai più blasonate, almeno sulla carta, ma non nei fatti. Non sono mancate le sorprese e le conferme in questa prima giornata. Nel girone A, friulano, una Erika Martin straripante consente al suo Macambrata un esordio vincente in trasferta. Il futsal basiliano non è da meno e si assegna i primi 3 punti lontano dalle mure amiche. Nel girone B, Yes Work Bagnoli e Montegrotto alzano già l'asticella. Bene Murazze e Monselice, ottimo esordio per il Creola. Nel girone G, il Jeffrey fa il Jeffrey e doma il Gaia. Tonfo casalingo del CUS con il Vampa, Rambla che si conferma l'eterna incompiuta lasciando alle ingestite il bottino pieno. Da segnalare la pesante vittoria in trasferta del Sandrigo a Breganze, Sandrigo che, visti i nomi in rosa, non può che non puntare alla vittoria finale. Nel girone D, Milano e Ponte dettano già i tempi. Il Negrisa, con il minimo sforzo, si accaparra i 3 punti, chiude con un pareggio l'attesissimo derby tra Caerano e Altamarca. Il tutto sotto l'occhio attento del Black Mamba che riposava. Grazie a tutti e alla prossima. E grazie a Giorgio per il prezioso contributo. Ora passerei a presentare i nostri ospiti, che oggi sono 4, e partirei dal primo che è Riccardo Callegari del GS Ariano. Piacere a tutti, grazie per l'invito. Grazie. Poi abbiamo Alberto Grandis dell'ACRAS Murazze. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Abbiamo anche Gigi Longo del Rambla. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Ed infine, anche se ovviamente dovevamo metterla per prima, ma è in ordine cronologico, Silvia Tosetto del Creola. Buonasera a tutti, grazie per averci permesso di essere qui questa sera. Bene, allora adesso io vi invito a fare una cosa che a me piace molto, e cioè quella dello spirito del salottino, lo chiamo io. Quindi il bello delle trasmissioni targate MV Comunicazione sono proprio le possibilità di interagire tra gli ospiti, ed è una cosa molto carina e molto interessante vedere anche poi quali sono gli spunti che vengono fuori e che possono nascere direttamente qui nel nostro salottino di Caffè TV24. E so però che Bobby aveva intenzione magari di fare una domandina. Sì, devo fare una domanda all'amico Gigi e mi richiamo un po' al punto di Giorgio Siorini quando parla di questa Rambla eterna incompiuta. È una squadra che si presenta ogni anno con una rosa di tutto livello, poi sembra sempre che manchi quel qualcosina per portare a casa il risultato. Questo è dovuto a qualche motivo in particolare o siamo lì a domandarcelo ancora? Ma è un ottimo spunto che girerò allo staff tecnico e ai miei dirigenti. No, sì, capisco la domanda, però è difficile dare una risposta precisa. Ogni anno facciamo del nostro meglio tutti i reparti, dirigenti, atlete e staff tecnico, per dimostrare le nostre qualità. Poi cosa succede durante l'anno è sempre un punto di domanda. Noi ce la mettiamo tutta, chiaro che anche la settimana scorsa partita buona da entrambe le parti, complimenti alle ingestite, abbiamo preso il gol su palla inattiva, capita,
non è colpa di nessuno, perdi 1-0, torni a casa. Quindi quest'anno faremo del nostro meglio ancora, c'è poco d'altro da spiegare. E approfitto di te, ti faccio un'altra domanda. Da sempre contestate il Barricata come finali regionali, come mai? Beh, allora, contestiamo, è un verbo esagerato. Forte. Sì, capisco. No, semplicemente da quando sono ritornato in tutto campo mi sono sempre posto il perché al Barricata si debba spostare, dal mio punto di vista, molto l'asticella sulla parte goliardica, sportiva, di divertimento, sacrificando, sempre dal mio punto di vista, molto la parte sportiva del torneo. E mi spiego. Se io, come presidente, con i miei dirigenti, con il mio staff tecnico, con le atlete, ci concentriamo e performiamo in un anno intero nel preparare partite di 2 tempi su campi, tutti cercano di fare il loro meglio, ma sono tutti decenti, trovo difficile arrivare a giocarmi la qualificazione alle nazionali su un campo non bellissimo, non performante, ad un tempo unico e con degli orari a volte difficili, mattina presto, pomeriggio presto, quindi sole. La mia domanda che io ho sempre posto a Xen, a Marco che mi è vicino e continuo a pormi è: si può trovare una quadra tra il divertimento e il risultato sportivo dove dopo un anno di lavoro si arriva? Tutto qua. Poi la risposta è evidente, perché il Barricata funziona, io mi tengo la mia idea e va bene così, però questo mi rimane. Posso chiederti se secondo te, dato che appunto dici che il campo insomma diciamo non è adatto, comunque è piccolo, ok, sì. È piccolo. Secondo te nelle annate che ci sono state del Barricata effettivamente le 4 finaliste, quindi le 4 squadre che poi sono andate a fare le finali nazionali, non erano realmente le più forti? Sì, lo erano. Ok, la squadra forte è sempre forte. Ok. Nel senso che secondo me il discorso ci può stare, nel senso che comunque siamo abituati un po' tutte a giocare su una tipologia di campo con tempi diversi e quant'altro. Ma infatti le mie affermazioni sono confutate dai risultati. Cioè nel senso, nel momento in cui la squadra, nella maggior parte delle annate, che vince il campionato, vince di solito il Barricata, nella maggior parte dei casi, e le ragazze si divertono per il clima obiettivo che ha sempre avuto Xen, per il clima che c'è, quello che dico viene confutato. Io continuo a sostenerlo. Cioè, si possono fare 2 tempi, si può un po' allungare il torneo per dare modo, perché in un tempo ci sono migliaia no, ma diverse sfumature che possono capitare, che a volte possono sfalsare il lavoro di un anno. Poi, pazienza, cioè io... Sul tempo forse posso essere d'accordo, potrebbe essere leggermente più lungo, quello sicuramente, è che probabilmente, forse dico io, servirebbero più giocatrici. Nel senso, allungando i tempi, essendo molte le partite, è un po' più complicato poi effettivamente che sia... Già vedo che molte arrivano alle finali stanche, perché è normale a forza di fare una partita dietro l'altra, però sì, secondo me anche sul tempo sono d'accordo anch'io che bisognerebbe allungarlo leggermente. Magari non farlo come campionato, che effettivamente è molto più impegnativo, però si potrebbe. Ecco, io credo comunque che siano più esigenze organizzative, ovviamente, essendoci tantissime squadre, quest'anno ce ne saranno ancora di più, le difficoltà non sono poche nell'organizzazione. Andiamo avanti sempre con il Barricata, questa volta la domanda è per Silvia Tosetto. E al Barricata siete famose per le vostre feste fino a notte fonda, ma non vi interessa il risultato sportivo? Allora, mi aspettavo dopo questo discorso di essere presa in causa effettivamente, perché sì, siamo famose per appunto l'aspetto magari un po' goliardico, di divertimento, di fare festa, però troviamo che nel senso il Barricata deve essere comunque un momento di conclusione alla fine di un anno,
in cui comunque ci si debba divertire, ci si possa trovare con compagne di altre squadre con cui ci si è giocato durante l'anno. E ci interessa ovviamente l'aspetto sportivo. Quest'anno, per esempio, è stato il primo anno in cui ci siamo qualificate per merito, anche se un po' per il rotto da cuffia, però rispetto ad anni precedenti in cui venivamo chiamate magari perché una squadra si ritirava o una squadra non poteva più all'ultimo, quest'anno ce lo siamo meritate, ci siamo tolte durante l'anno dei sassolini dalle scarpe, nel senso che pensiamo di aver comunque alzato un po' il livello del nostro gioco durante gli ultimi anni. Un esempio è stata l'ultima partita del Barricata che abbiamo fatto contro il Gaia, che era una delle squadre comunque molto ben posizionate in classifica durante l'anno. A proposito del discorso che stavamo facendo prima, abbiamo terminato la partita 0-0 e siamo andati a finire i rigori, quindi comunque è vero che anche a livello di tempistiche, stanchezza, magari l'orario, abbiamo giocato la mattina presto, queste sono cose che magari si possono un po' rivedere, perché poi magari insomma noi che eravamo passate come ottave su 9 rischiavamo quasi magari di vincere contro il Gaia che era posizionato primo in classifica. E ci interessa ovviamente l'aspetto sportivo e quest'anno siamo sicure di dimostrarlo. Abbiamo nuove giocatrici che sono venute da altre squadre che sicuramente ci aiutano ad alzare un po' il livello e lo dimostreremo sul campo. Insomma, non siamo solo una squadra che pensa a divertirsi, ma alziamo anche noi un po' l'asticella, sicuramente. Così diamo anche un po' di valore e carattere al campionato. Sì. Ho poi una domanda per Alberto Grandis e Riccardo Calegari. Prima Alberto, allora una volta il Polesine era il fiore all'occhiello di Tuttocampo K, adesso ci sono solo le vostre squadre, come mai? Prima Alberto, poi Riccardo. Perché purtroppo abbiamo dei problemi a livello locale che ci portano a perdere le ragazze dalla giovane età, perché si trasferiscono con l'università e quindi noi in linea teorica le possiamo far crescere, portare a un certo livello, però dopo verso i 20 anni dobbiamo lasciarle andare emigrando verso lidi tipo Ferraresi, Padova, e quindi ci troviamo a ricostruire sempre, quindi abbiamo questa difficoltà a mantenere un gruppo coeso. Noi come piccola realtà ci abbiamo provato, ci stiamo provando, fortunatamente le cose non stanno neanche andando così male, quindi il nostro gruppo è abbastanza coeso, con l'università si cercano di gestire, cerchiamo anche noi di andare incontro alle loro esigenze, quindi magari spostare gli orari di allenamento, di trovare dei giorni che siano più comuni a tutti quanti. E quindi noi ci impegniamo in questo senso, però le esigenze poi scolastiche ci portano a questa problematica. Nella serie si fa quel che si può, insomma, giustamente. Sì. Riccardo? Concordo quanto è stato detto da Alberto, c'è un problema legato al fatto che tante ragazze quando finiscono la scuola, tante si perdono perché è anche una zona con poche opportunità lavorative e quindi è più difficile costruire, però comunque anche da noi c'è del buono, nel senso che anche nel nostro caso, proprio appunto per questo stiamo costruendo un settore giovanile che c'è già da tempo, un settore giovanile molto ampio. È importante. È abbastanza importante nella zona. Naturalmente sì, i problemi ci sono perché c'è proprio un calo anche demografico, i numeri parlano, però comunque sempre fiducioso nel futuro e quindi sempre in fiducia perché bisogna. Bene, intuisco che Bobby ha una domanda forse? Sì. Lo vedo un po'... No, un'analisi, perché premesso che voi due siete i più bravi di tutto il Polesine, perché siete gli Highlander. Io mi ricordo proprio che qualche anno fa non c'eravate solo voi, c'era il Pegolotte, c'era il Mar di Mago, c'era l'Agna, c'era la Rosa del Delta, cioè c'erano numerose società, però sono stati anche anni di piombo, dobbiamo ricordarcelo,
perché la rivalità tra le squadre era altissima. Non è che anche questo clima che si era creato, che finalmente è svanito, abbia portato a questo disinnamorarsi un po' del movimento, da parte di alcuni ovviamente, perché voi avete resistito e tu addirittura adesso sei leader nel settore giovanile a livello veneto. Rispondo io? Sì. Allora, negli anni scorsi ci sono state veramente delle grandi sfide. Se ricordi, Gelseriano Petorazza, c'era la gente che aspettava fuori dal palazzetto, nel senso c'era 300 persone che venivano a vedere. Questo mi riferivo. Ma anche i derby con Alberto, ci siamo veramente divertiti. Adesso naturalmente c'è il derby Ariano-Portoviro, Ariano-Morazze, e quindi ancora c'è la rivalità. Però dispiace non vivere più queste... Quello che volevo dire, non è che si è creata una tensione tale in quegli anni che poi ha fatto disaffezionare qualcuno al movimento? Per me no, per me è proprio un discorso che sono squadre che dopo... Sono cicli? Sì, sono dei cicli e sono delle squadre che dopo non hanno più continuato, ma non secondo me per un discorso legato alla competitività è un discorso proprio legato ad altri fattori, secondo il mio avviso. Quindi, però, dispiace da un lato non vedere più Petorazza, non vedere più anche il Tumbo, perché veramente, se ricordi anche bene Marco, la finale provinciale, ad Adria, centinaia di persone. C'erano 300 persone e portare tutte quelle persone è un lusso. È bello, però contiamo insomma a fare sempre, anche perché comunque giovedì che abbiamo giocato la partita, che poi avete visto il risultato, ma al di là di quello comunque abbiamo portato su centinaia di persone e quindi i numeri ci sono ancora. Vediamo se ritorneranno quei tempi, però ci impegniamo. Di sicuro del nostro ce lo stiamo mettendo, perché stiamo costruendo comunque nel settore giovanile e anche Alberto, perché l'impegno è grande, non è facile, non è veramente facile da noi, perché i problemi strutturali ci sono, però come dicevo prima siamo fiduciosi come sempre. Bene, allora adesso abbiamo un'altra sorpresa, perché abbiamo una domanda da Giorgio Siorini, che ovviamente è registrata, però l'ha riservata proprio per voi. Quindi dalla regia chiedo la cortesia di lanciare il filmato. È stata un'estate davvero densa di tante novità. Prima su tutte le 35 squadre iscritte da tutto campo, che ha letteralmente fatto il vuoto nel panorama del calcio 5 regionale, mettendo in ginocchio la FIGC, costretta ad unire le forze con l'Emilia Romagna per presentare un campionato dignitoso alle proprie iscritte. Agli ospiti in studio chiedo che cosa vi ha spinto ad iscrivervi al tuttocampo rispetto alla FIGC. Grazie. Bene, allora adesso prima di andare in pubblicità velocemente scorriamo tutti quanti e diamo una veloce risposta al nostro Giorgio. Partiamo sempre da Gigi Longo. Al tempo, 5 anni fa circa, motivi prettamente economici. Ok. Silvia? Anche noi, essendo una squadra strutturalmente molto più piccola rispetto alle altre, per motivi economici, tempistiche in cui vengono giocate le partite, per esempio sicuramente vengono giocate il weekend, mentre noi insomma preferiamo giocare durante la settimana, quindi queste le due principali motivazioni. Riccardo? Motivi di costi e anche logistici. E infine Alberto? Per noi prettamente di rosa e logistica, perché i nostri ragazze purtroppo alcune lavorano anche di sera e quindi non hanno la possibilità di venire nei weekend a fare delle partite, quindi ci mettono in difficoltà e siamo obbligati a restare nell'amatoriale.
Però tutto sommato ci stiamo bene, quindi... Vi divertite. Esatto, quindi... E questo è l'importante, sì, ovviamente. Quando stiamo parlando di sport bisogna sempre pensare al divertimento. Il campionato è strutturato bene, quindi... Bene, bene. Benissimo, allora io intanto lancio la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale e ci vediamo qui fra qualche minuto. Lei stiamo alla grande. Marta Ciani, biologa nutrizionista, si occupa di benessere, studia diete personalizzate basate sull'analisi approfondita dello stato di ogni paziente attraverso indagini chimico-strutturali, perché dieta non significa solo dimagrire, ma nutrirsi come il nostro organismo vuole. Marta Ciani svolge attività mirate al benessere generale della persona. La biologa nutrizionista Marta Ciani vi aspetta nel suo nuovo studio a Udine, in Viale Leonardo da Vinci 103/2. Se vuoi occuparti del tuo benessere, contatta Marta Ciani. Per appuntamento chiama al 333 13 07 387 oppure invia una mail a info@martacianinutrizionista.it. Tutte le informazioni sul sito www.martacianinutrizionista.it. Con Friul Insufflaggi la tua casa consuma di meno e vale di più. Scegli il prodotto per l'isolazione all'avanguardia. Scegli la fibra di cellulosa o la fibra di vetro di Friul Insufflaggi. Puoi risparmiare fino al 40% della bolletta di energia, aumentare la classe energetica e isolare il tuo immobile in modo efficiente e naturale. Ottenere la detrazione fiscale al 65%. Basta un solo giorno per ottenere un grande risparmio energetico. Con l'Insufflaggio ottieni un vero risparmio energetico con immediati benefici, come l'aumento della temperatura in casa di 4 gradi d'inverno e meno 4 gradi rispetto alle temperature esterne in estate. Chiamaci ora per un preventivo. Friul Insufflaggi 331 89 23 682 oppure vai su friulinsufflaggi.it. In un mondo ricco di comunicazioni, farsi notare non è facile. Scegli Ideando. Ideando, comunicare con chiarezza ed originalità per arrivare al tuo pubblico. Ideando è studio grafico, soluzioni di stampa, allestimenti, gadget, abbigliamento personalizzato e molto altro. Comunicazione efficace, studiata su misura per te, perché non c'è luogo che la fantasia non possa raggiungere. Scegli di far conoscere la tua azienda. Scegli Ideando. A Buia, Udine. Ideandopubblicità.it. Bene, rieccoci in studio, sempre in diretta, e andiamo avanti con un altro blocco, un'altra serie di domande per i nostri ospiti. Torniamo dal nostro Gigi Longo. Quest'anno avete rivoluzionato la squadra. In che cosa è migliore rispetto ad un anno fa? È cambiata. Non penso sia migliore o peggiore, semplicemente abbiamo avuto diverse ragazze in uscita, a cui auguro in bocca al lupo. E abbiamo recuperato, accettato nuove ragazze e abbiamo cambiato la guida tecnica. L'anno scorso abbiamo avuto il lusso di avere Liliana Barcaro come tecnico. Quest'anno abbiamo preferito, per gli impegni di Arianna e per il nostro progetto come Tutto Campo Cup, di far proseguire Francesca Piovanello, detta Pioppi per gli amici, come da progetto iniziale, perché ricordo che l'anno scorso doveva essere lei il nostro tecnico, ma ha avuto un problema di salute e Arianna ci ha veramente aiutato subentrando all'ultimo a ottobre. Quindi grazie. Benissimo. Passiamo a Silvia Tosetto. Con l'arrivo di Sabrina Carretta avete finalmente fatto il salto di qualità. Ma come gestite una rosa così numerosa mirando ai risultati?
Allora, il problema della rosa numerosa ce lo siamo posti all'inizio dell'anno, siamo una quindicina con l'arrivo appunto di Sabrina e a fine anno dell'anno scorso di Giorgia a Pegoraro. E sono arrivate anche altre 2 ragazze nuove che non hanno mai giocato, quindi siamo una quindicina. Ci turneremo insomma per dare la possibilità di giocare a tutte quante, che questo è il nostro, uno degli obiettivi principali, che a volte possiamo dire può anche venire prima rispetto ad un possibile risultato positivo, cioè nel senso abbiamo a cuore comunque che tutte abbiano la stessa opportunità di giocare durante l'anno, quindi ci turneremo sicuramente durante le partite per dare a tutte la possibilità di dimostrare che valgono insomma. E se non mi sbaglio avete cambiato anche allenatore? Abbiamo cambiato il mister, l'anno scorso avevamo un mister molto preparato a livello tecnico e le nostre strade poi si sono divise a fine anno, abbiamo un nuovo mister, Gabriele Schiavon, che ci sta guidando, ci sta anche aiutando a crescere anche dal punto di vista di unione del gruppo ancora di più di quello che siamo. Benissimo, andiamo a Riccardo Calegari. Dal punto di riferimento in termini di risultati, ora l'Ariano è leader nei settori giovanili. Non vi mancano le vittorie? Le vittorie sì, mancano, però non voleva essere una provocazione, però, però un pochino lo è. Fanno morale. Però arriveranno, ecco. Sì, c'è un progetto settore giovanile di crescita. Noi stiamo continuando su questo progetto di lanciare ragazze dal settore giovanile e i risultati arriveranno col tempo, però ci vuole costanza, perché comunque per costruire non è facile e costruire dal basso ci vuole pazienza, ci vuole dedizione. Però noi abbiamo la struttura e abbiamo insomma, i numeri per farlo, abbiamo dalla prima squadra abbiamo l'Under 17, l'Under 15, l'Under 13, i primi calci e il nostro obiettivo è quello di continuare su questa strada. Sulla scia. Beh, ti confermo anche dalla mia esperienza con i settori giovanili, non del calcio a 5 femminile, però che effettivamente i progetti necessitano del giusto tempo per poi raggiungere i risultati. Certo. Quindi l'augurio è anche questo, ovviamente. Grazie. Domanda adesso ad Alberto Grandis. Da Cenerentola a candidata al podio. Come si vive questo passaggio in casa Murazze, ex Adria? Ma semplicemente è un progetto partito da lontano. Nella mia testa c'era di riuscire a raggiungere questi risultati magari qualche anno prima, però con pazienza e dedizione insomma, siamo riusciti ad arrivare ad avere una squadra competitiva. Dopo la nostra nascita arriva ancora da raccogliere ragazzi alle prime esperienze, amiche di amiche che vengono a provare e da lì poi si cerca di farle crescere tutte assieme, avendo già un gruppo magari consolidato fanno anche prima essere partecipi all'interno del gruppo, crescono anche più velocemente e questo è il nostro obiettivo di poter portare ancora nuove ragazze ad iscriversi a questo sport. Quest'anno ne abbiamo 2 ragazzine nuove che stanno provando e si sono già messe in mostra e quindi siamo contenti di questo e spero che il mio progetto possa continuare anche in futuro a prescindere che io ci sia o meno e questo insomma. Bene. E approfitto di Silvia Voltan perché so che lei è stata reginetta del gol per molti anni. So che è venuto fuori un numero di quanti gol erano, Bobby, te lo ricordi tu? In campionato 217. Ecco, 217 gol. Che effetto fa? È venuto fuori questo numero con un calcolo preciso? Sì, sicuramente i gol sono frutto della squadra, nel senso che comunque ho giocato in una squadra forte, ho giocato in 2 squadre forti in questo campionato e quindi se sono arrivati i gol sono arrivati anche per merito delle mie compagne. In questi anni ho vinto vari appunto capocannonieri, però onestamente è stato bello vincere capocannonieri, non posso negarlo, però la cosa più importante per me alla fine sono state le vittorie di squadra.
Quelle sono state le cose fondamentali, ecco. Quindi se i gol sono serviti per raggiungere gli obiettivi, ben venga. Se i gol sono serviti a non raggiungere gli obiettivi, insomma, è un po' meno gratificante, ecco. Ecco, io ho fatto questa domanda che tra l'altro non era stata pianificata, ma per capire una cosa da Bobby, che forse ha un po' la situazione. Chi sta raggiungendo il suo record? C'è qualcuno in particolare, magari anche tra i nostri ospiti, che segna molto? Beh, ragazze che segnano molto ce ne sono diverse, che stanno facendo numeri importanti, è ancora presto per vederlo. Penso che verso gennaio-febbraio avremo un'idea più chiara, però sicuramente ci sono tante candidate al trono. Quindi la qualità si è sicuramente alzata negli ultimi anni. Questo lo possono dire gli ospiti. Vedo tanti sì con la testa, quindi vuol dire che effettivamente la qualità è diventata importante anche per il campionato Tutto Campo Cup. Allora, abbiamo un'altra domanda registrata da Giorgio Siorini, sempre con l'aiuto della regia. Vediamo cosa ci dice il buon Giorgio. Questa è bella. La Tutocampo è spesso bollata come quelle del Barricata, ridimensionando di fatto una struttura che copre quasi per intero il territorio nazionale. La domanda è: qual è l'approccio al campionato della vostra squadra? Dove cominciano agonismo, voglia di vincere, impegno, e dove finisce il divertimento? Grazie. Eccoci, allora questa volta facciamo il giro contrario. Partiamo da Alberto. Ma semplicemente cerchiamo di coinvolgere le ragazze sia a livello sportivo sia a livello anche esterno, quindi creando anche un gruppo che possa trovarsi alla sera, mangiarsi una pizza assieme, quindi c'è la parte ludica e la parte sportiva, cerchiamo di unirle un pochettino assieme. E ovviamente sappiamo che all'inizio dell'anno abbiamo degli obiettivi, cerchiamo di raggiungerli nel massimo divertimento, quindi finito l'allenamento magari si mangia una pizza assieme, si va a bere una birra assieme, e quindi c'è la parte sportiva in campo dove bisogna impegnarsi ovviamente per raggiungere gli obiettivi, e una parte dopo di puro divertimento dove si condivide anche non solo la parte sportiva ma anche quello che può essere una problematica a casa, tanto meglio le amicizie eccetera eccetera, quindi cerchiamo di unirle queste due cose assieme, tutto lì, non c'è nessun segreto secondo me. Riccardo? Sì, deve essere tutto in equilibrio tra il divertimento, l'impegno, però ricordiamoci sempre che deve sempre prevalere l'ambiente, il bell'ambiente, cioè il divertimento, perché se non c'è quello non c'è tutto il resto. Quindi la prima cosa è comunque divertirsi, anche perché comunque sono ragazze, e metto anche in mezzo anch'io, lavorano, studiano, quindi hanno bisogno di passare una serata, di divertirsi, perché questo deve essere lo spirito, ed è lo spirito che Tutto Campo, il campionato secondo me sta coniugando bene, e quindi noi siamo d'accordo, spingiamo ecco, per andare avanti con questo spirito. Silvia Tosetto? Sono d'accordo con quanto detto da Riccardo Alberto. Sicuramente il divertimento, almeno per noi, deve essere uno dei punti fondamentali. Se arriva tardi magari dal lavoro, dopo una settimana difficile, quindi stare in un ambiente in cui si sta bene è di fondamentale importanza. Il risultato sportivo comunque anche questo non deve venire meno, perché altrimenti non ci iscriveremo nemmeno al campionato, nel senso che comunque degli obiettivi ce li poniamo anche noi. A inizio anno sono stati messi in chiaro, e ci deve essere insomma un giusto mix tra le due parti. Perfetto, e infine Gigi? D'accordissimo con i miei colleghi, e aggiungo che dalla Serie A alla Tutto Campo e viceversa il mix tra divertimento e risultati sportivi deve essere in equilibrio, quindi secondo me in qualsiasi categoria, perché la squadra che riesce a fare squadra in spogliatoio e fuori dal campo, io garantisco che vince anche in campo, anche senza fenomeni. Perfetto. Non è facile.
Volevo sentire anche l'opinione di Bobby, visto che ce l'abbiamo Io, qui. più di dare la mia opinione, volevo fare una domanda a mia volta a tutti loro, perché partecipano a un campionato che è detto amatoriale. Ma loro cosa intendono con l'amatorialità? E partirei da Gigi per poi proseguire. No, sono prolisso su questo. Proviamoci, stringendo un po'. Sì, sono prolisso. Io non sono d'accordo. Secondo me, io personalmente in Rambla, avendo una polisportiva, sto facendo una campagna dialettica sul termine amatoriale. Cioè, la Tutto Campo Cup non è un campionato amatoriale. Per me amatoriale è trovarsi il mercoledì in patronato a fare la partita tra amici, bellissimo. Invidio tutti chi lo fa, io non ho tempo in questo momento, ma la Tutto Campo Cup, per mia definizione personale, con la mia squadra, con i miei dirigenti, con il mio staff tecnico, è un campionato a tutti gli effetti, e aggiungo quest'anno e negli ultimi anni un signor campionato, tra numeri, squadre e valore tecnico, che quest'anno vedremo ancora di più, secondo me. È un campionato non federale, per distinguerlo dalla FIGC. Quindi tu lo equipari a un campionato dilettantistico, diciamo, in un certo senso. A tutti gli effetti. Che poi ci sia un livello tecnico più promiscuo, più eterogeneo nelle rose, vabbè, ok. Ma quando io sono partito in FIGC nel 2008, abbiamo preso 108 gol, primo anno. Cosa dovevo dire? Quindi, secondo me, come Xen è un ente di promozione sportiva di secondo livello, tecnicamente detto, quindi un po' più giù di una federazione, come il campionato Tutto Campo Cup, per come si è lavorato fino ad oggi, è un campionato non federale, ma un campionato a tutti gli effetti, e tanto di cappello. Quindi io non sono d'accordo col termine amatoriale, che poi lo si usi tra di noi in gergo per capirsi, certo, ok, nessun problema. Silvia? Sono d'accordo, nel senso che ridurlo al termine, fra virgolette, al termine amatoriale forse è troppo poco. Nel senso che comunque ci sono dietro lavori da parte delle squadre, promozione, soldi magari investiti, quindi tempo, persone che ci lavorano, quindi è qualcosa di strutturato sicuramente più di una partitella che si potrebbe fare a livello amatoriale tra amici, quindi sono assolutamente d'accordo. Riccardo? Concordo quanto detto dai colleghi, che diciamo non è il termine giusto, quindi amatoriale è la partita all'oratorio, però qua ci sono società che si muovono, scrivono, c'è un'organizzazione, è un'organizzazione importante dietro. E poi aggiungo che anche il livello è aumentato moltissimo, perché noi siamo la prima squadra che ha vinto la Tuttocampo. Esatto. Siamo la squadra che ha vinto il primo Tuttocampo nel 10 anni fa, 11 anni fa. 11 anni fa, quindi ricordiamo le squadre che c'erano. Adesso c'è un livello più alto, ma è anche giusto, perché è giusto che ci sia su tutte le cose un'evoluzione, un miglioramento, una crescita. E quindi faccio i complimenti a tutta l'organizzazione per come si stanno muovendo, motivo per cui ci sono anche tutte queste squadre, e quindi se ci sono tutte queste squadre un motivo c'è, quindi vuol dire che sì, amatoriale ok, ma fino a un certo punto c'è un'organizzazione, ed è un'organizzazione fatta bene. Alberto? Io condivido appieno quello che hanno detto i miei colleghi, effettivamente è organizzata bene, c'è uno spirito di divertimento che forse nel federale non troviamo, e quindi questo è anche la cosa che attira squadre federali nel nostro piccolo ambiente, e anche perché i risultati di per sé tra un federale e il nostro si equivalgono, si equiparano, infatti tante squadre magari o fanno il salto o poi tornano indietro, quindi i livelli sono quelli. Quindi non credo ci siano grosse differenze, è solo magari qua vediamo più il divertimento nel dopo partita, dove magari nel federale siamo più professionisti, magari fanno la partita e poi tornano a casa, ma di per sé non penso ci siano grandi differenze, assolutamente. Ecco, io prima di passare all'ultimo blocco, che è quello della schedina, vorrei dire un po' anche la mia sotto questo punto di vista. Io per 20 anni ho partecipato e organizzato campionati amatoriali, quindi di altro tipo, calcio a 5 maschile,
Però c'è una cosa da distinguere rispetto a un campionato dilettantistico e amatoriale. Io ho partecipato a dei campionati amatoriali molto importanti e molto competitivi. Ecco, forse il termine giusto da utilizzare è competizione, essere competitivi. Sicuramente Tutto Campo Cup ha il vanto di essere un campionato molto competitivo che addirittura, a quel che pare, a quel che si dice, ha superato a livello di qualità la federazione. Quindi è solo una conseguenza del gran lavoro probabilmente che è stato fatto dietro alle quinte di tutta l'organizzazione. Quindi dicevo, passiamo ora alla schedina con l'aiuto della grafica, che verrà divisa, diciamo, in due. Ovviamente adesso in questo caso non c'è Giorgio, però magari lo può prendere in mano il buon Bobby, che è qua presente. Okay. Partiamo da Silvia. Sì. Allora, Ingestite Curtarolese 2. Ingestite Curtarolese invece per Giorgio è 1 fisso. Rambla Breganze 1. Giorgio conferma 1 Rambla Breganze. Grazie per la stima. Basilano Valdelago X. In questo caso Giorgio vede Basiliano vincente. Non conosco. Murazza Monselice 2. Giorgio invece vede il pareggio nel derby tra Murazza e Monselice. Negrisia Sporting Caerano sempre 2. Conferma Giorgio 2 fisso. Ecco, adesso noi aspetteremo la prossima puntata, che è in previsione già per settimana prossima, quindi martedì 24 ottobre, sempre dalle ore 21. Io intanto approfitto per ringraziare tutti i nostri ospiti, a partire da Gigi Longo. Grazie a tutti voi, è stato un piacere. Silvia Tosetto. Grazie a tutti per l'opportunità. Riccardo Calegari. Grazie a tutti. E Alberto Grandis. Grazie mille a tutti. Oltre ovviamente alla nostra Silvia Voltan. Grazie a tutti per aver partecipato. E a Marco Bobby Cecolini. Grazie e aspettiamo il ritorno di Giorgio per migliorare la qualità della trasmissione, che io ho cercato di fare il mio meglio. Io ringrazio tutti i telespettatori, vi aspetto alla settimana prossima, sempre alle 21. Grazie e buonanotte.